Grazie a tutti. Una delle tante poesie di D'Angelo. Vai, se lo volete fare. Non posso interrompervi. Che si fa? Allora, Tony. Sì. Adesso, visto che io devo presentare un ospite d'eccezione. Sì. Ebbene sì, perché abbiamo Senti, una... ma l'eleganza stasera ti è piaciuta? Ma guarda, proprio Come ti devo mi è dire... piaciuto? Sei unico. Io devo ringraziare, se me lo permetti, da musicista, devo ringraziare non solo il mio grande amico direttore, ma soprattutto tutta la famiglia sua e tutti i musicisti che stanno alle mie spalle. Ci vuole un grande, forte applauso, per cortesia. Forte, perché ho avuto il piacere di lavorare con qualcuno di loro e soprattutto la famiglia ormai storica di Napoli, dell'orchestra napoletana. Allora, dicevo, stasera abbiamo una partecipazione straordinaria. È venuto papà? No. Ah, no. Però è venuto Sì. Un'altra persona dalla Sicilia. Ah, sì. È di sangue puro come te. Palermitanissime siamo. Hai capito come? Sì. Concittadini, voglio dire. Assolutamente. Perché non fai una cosa? Anche perché tu lo conosci bene. Come attore, attore, e voglio dire... poi negli ultimi tempi anche come cantante. E si riscopre sempre di più. È quella là. Lui è un grandissimo personaggio della televisione italiana. Soprattutto un grande attore, perché uno dei film che lui ha fatto lo abbiamo visto penso tutto il mondo. Io mi trovavo in America e anche lì conoscevano Ragazzi fuori, per esempio, no? Mary per sempre. Sono tutti film che tutti quanti l'abbiamo visto almeno una volta nella vita e lui rappresenta in tutto e per tutto l'immagine della Sicilia a livello teatrale, non solo, ma anche a livello televisivo, in tutto e per tutto la Sicilia, Palermo, quanto me. Io lo faccio in musica e lui lo fa con il suo viso, ovviamente che è un viso particolarissimo, è riconoscibile da qua a 100.000 chilometri. Lo vuoi presentare tu? Me lo presento io. Perché non ce lo presenti in siciliano, in palermitano? Va in bene, dialetto? va bene. Signore e signori, in dialetto palermitano, vai. tutto palermitano. Palermitano proprio. Pensavo solo con la cadenza, nel senso... No, lo volete solo con la cadenza? Con la Cioè cadenza siciliano palermitano? non si capisce. No, dicono palermitano proprio stretto proprio. Signori, stasera vedo un amico mio e chi rico. Un amico mio che amici da così un ce n'è. La traduzione. Un amico che è un grande attore, è uno che vi picciola assai, assai, personaggio e soprattutto, ho detto prima, amico mio, signore e signori, ladies and gentlemen, Francesco Benigno! Francesco Benigni! Buonasera Casoria, buonasera. Oh, l'applauso napoletano ci vuole forte! Che bella piazza, grazie. È veramente un piacere che Tony Colombo, che conosco veramente da quando era una creatura, sì. Sono molto amico del padre, lui ha fatto il primo album che era poco più 6-7 anni, è cresciuto, io ho gioito per i tuoi successi, poi è pure una bella creatura, come si dice, pure un bel ragazzo oltre che essere un bravissimo cantante. Franci, questo è il pubblico di Napoli, guarda l'applauso che fanno, guarda l'applauso! Ma Napoli, grazie veramente di cuore. Io ringrazio il comitato, Alfonso, Ginotto, tutti gli amici di Casoria che ogni volta che vengo qui mi fanno sentire veramente bene a casa mia, a casa loro mi fanno sentire veramente bene. Io mi diletto, io canticchio, ho fatto qualche album così, non sono all'altezza di voi. Tu canti una canzone che è bellissima. Sì, vabbè, quello è un testo che io ho scritto tanti anni fa, che adesso se tu mi dai l'onore di accompagnarmi, perché questo signore qui ha fatto un concerto a Palermo, al Velodromo di Palermo, dove c'erano circa 8.000 persone ed è stato così carino di volermi invitare come ospite ed è stato veramente per me un grande piacere di condividere questo suo grande successo, perché è veramente buono dentro oltre che essere un grande artista. I giorni sono lunghi, rinchiusi in sta cella, gli amici sono tanti, che pensano a cagnare. I casi come essa, c'è chi non lo fa pensare, papà, cantano canzoncelle, per farlo rallegrare mamma.
sta cella non ci voglio stare, pensando prima che già rimediare, sentendo tutti che sti fatta, c'è un lavoro che mi fa migliorare, cerco qualcuno che mi può aiutare, a non pensare a chi si fa mi dà, l'unica cosa so che mi può aiutare. Dimenticare ora che io sono fuori mi sento emozionato ma dentro cuore mio pensavo amici che già passate dicendo intensamente che Dio non mi aiutava ad avere un po' di forza ma si sacrifica mamma tutta sta cella non ci voglio stare sanno prima che già rimediare sentire tutti che sti fatta c'è un lavoro che mi fa migliorare cerco qualcuno che mi può aiutare a non pensare a chi si fa vita l'unica cosa so che mi può aiutare dimenticare. Grazie Tony, grazie all'orchestra, veramente grazie. Vi volevo dare una bella notizia. Tony, veramente grazie.